E allora una buona serata ai presenti. Finale Crese Veterani, Oreficeria Stigliani. Da sinistra a destra dà il calcio d'inizio la formazione degli Havana Club in completo nero. A seguire la finalissima Crese Over 35. Qui intanto si assegna il primo e il secondo posto per quanto riguarda il torneo dei veterani. 25 minuti per tempo, supplementari da 6, calci di rigore in caso di parità. Questa è la formula, inalterata rispetto anche agli altri tornei di calcio a 7 qui della manifestazione, a parte il Cresere Play chiaramente. Verticalizzazione di Kotterle verso Zocco, buon anticipo di Despotovic e bel palleggio anche poi di Raniero Varesano, dentro per Varlien, il destro e prima parata significativa di questa finale. Autore dell'intervento Ielo sul bel destro sul primo palo. Ancora Havana Club in avanti, Despotovic. Pozzecco scarica bene, va da Kotterle che vede la partenza di Pernorio, prova a pescarlo adesso con un pallone stupendo, grande verticalizzazione, va di testa il numero 8 Salvatore Pernorio, alza di poco la mira, grande però l'assist di Maurizio Kotterle in maglia 7. Resta solo il 5 sul punto di battuta, arriva il fischio, parte Zocco, piazzato, bellissimo il suo mancino. 12° minuto e pochi secondi, il vantaggio dell'Oreficeria Stigliani, colpo di biliardo di Mauro Zocco e vantaggio bianco-rosanero. Ha girato sapientemente la barriera, niente da fare per Nizzica in questo caso. E allora vediamo la risposta degli Havana Club. La chiama e riceve Ghiotto che ha un po' di spazio, può avanzare, provare il destro da lì, attenzione a De Bosicchi di tacco, la rete molto ma molto bella di Riccardo De Bosicchi, si è trovato sulla traiettoria, non ci ha pensato un attimo, colpetto di tacco e pareggio degli Havana Club. 13:30 sul cronometro, 1-1. Il tocco di classe a pochi passi, niente da fare per Giovanni Ielo che non poteva qui intervenire. La chiama Lotti, Zocco pronto per l'appoggio, riceve, cerca ancora il sinistro a giro, altra gemma di Mauro Zocco, stavolta in movimento, l'angolo è lo stesso, l'esito è lo stesso, doppietta per lui e 2-1 immediato dell'Oreficeria Stigliani, 14° minuto, davvero 3 gol di pregevolissima fattura. E rimessa verso Despotovic, Pernorio va ad anticipare e Zocco si invola sulla sinistra, prova un tiro dritto per dritto, non va tanto distante da un altro super gol, anche se Nizzica era sul primo palo, ma insomma casca nella prima, non nella seconda e ferma una situazione delicata per i suoi. Adesso ancora in chiusura, attenzione al sinistro al volo, bellissimo gol di Raniero Varesano, pareggio degli Havana Club al 22°. Pallone terminato fuori, si è coordinato in un amen, battuta mancina, perfetta, niente da fare per Ielo, nuova parità. Davvero complimenti ai giocatori in campo perché 4 gol, uno più bello dell'altro fin qua. Taglieri col fischietto in bocca, dice che può bastare così per il primo tempo, un bel primo tempo in questa finalissima Crese Veterani, 2 volte Mauro Zocco da una parte, De Bosicchi e Varesano dall'altra. 2-2 la situazione tra Oreficeria Stigliani e Havana Club. E si ricomincia, è arrivato il fischio, sembrava anche dall'altro campo in contemporanea, insomma comunque 2-2 tra Oreficeria Stigliani e Havana Club, questa è la situazione, ancora 25 minuti in questa ripresa, vedremo se basteranno, se saranno necessari i supplementari, 2 tempi da 6 minuti ciascuno, ricordiamo, e in caso di ulteriore parità calci di rigore. Permette la chiusura di Nizzica. Adesso attenzione allo spunto possibile di Paolo Mondo che cerca il sinistro, Kotterle da terra, arpiona, poi Mondo subisce probabilmente l'aggancio dell'altro Mondo, Frank, però Taglieri lascia correre. E allora attenzione adesso a Pozzecco di qua, si salva Nizzica, poi Kotterle al volo di prima intenzione.
non riesce a indovinare la mira giusta. È chiaramente episodio che scatena qualche protesta degli Havana Club. E adesso Varlien, servito la rimessa, riesce a rovesciare in mezzo. Mondo, attenzione, retropassaggio che diventa quasi un'incornata vincente per gli avversari. Palo clamoroso per gli Havana Club, anche se non sono stati loro a concludere verso la porta di Yelo. Intenzione ottima di andare in chiusura e concedere male che vada a corner, ma ha rischiato qui. Adesso Ramani va a battagliare proprio col numero 8 che ha la meglio stavolta. Recupera e prova a ripartire. Bulic. Dentro, bellissimo pallone per Paolo Mondo, il controllo a seguire di Mondo che trova il varco sul primo palo. 14:30 o poco più nella ripresa, arriva il gol di Paolo Mondo e primo vantaggio Havana Club. Dopo una rincorsa nel punteggio arriva il primo vantaggio, 3-2 per la squadra in maglia nera. Una bella partita davvero. Adesso vediamo l'Oreficeria Stigliani quali armi saprà mettere in campo sul piatto per arrivare quantomeno intanto al 3-3. Pronto dalla bandierina Vladan Despotovic. Movimento di Paolo Mondo, dritto per dritto, finisce nelle mani di Yelo. E adesso 2 contro 2, attenzione Lotti con Favento. Lotti richiama a sé un paio di avversari, pallone per Favento contro il portiere, non riesce a indovinare il palo alla sinistra di Nizzica che richiama i suoi a rientrare più veloci. Grande occasione, bravo Lotti a chiamare su di sé, a tirare su di sé Varesano e Sorini, liberando Favento. Varesano per Mondo. Un po' di spazio per Despotovic, accorcia su di lui Zocco, allora si va in avanti da Robert Bulic, la chiama Mondo, dimenticato dagli avversari, attenzione al piattone destro. Tutto fatto con perfetta scelta di tempo. Paolo Mondo però si divora il potenziale match point per i suoi. Si rimane 3-2 Havana Club con 3 minuti e 40 alla segnalazione di recupero dell'arbitro. E ci provano con Favento, altro grande movimento nel numero 11. Attenzione perché c'è spazio, si fa vedere Kotterle. In mezzo Mauro Zocco, Kotterle dritto per dritto, Nizzica non la tiene e Mauro Zocco fa tripletta. 24:30 sul cronometro, il senso del gol di Mauro Zocco. 3-3 la situazione. Adesso Sorini, lo scavetto verso Bulic, Fober su di lui, sponda molto interessante, prova il controbalzo qui. Un equilibrio precario Luca Sorini e la palla finisce lontana dai pali di Yelo. Si fa vedere Zocco, pallone per Favento, preciso, attenzione Favento! La rimessa intelligentissima di Kotterle che suggerisce non solo coi piedi ma anche con le mani il movimento ai suoi. E beffa veramente atroce per gli Havana Club. 26:30. Favento dimenticato da tutti, affari spenti con l'esterno, infila la porta di Nizzica. E nuovo sorpasso adesso Stigliani. Vediamo il destro provato da Ghiotto in bugger. Qui Yelo, limite dell'area Sorini. Serie di finte, il sinistro piazzato. Lotti decisivo. C'è Despotovic. Grande tensione davvero in questo finale. Ancora Ghiotto che prova ancora il destro. Yelo salva i suoi e poi il tap-in mancato da Paolo Mondo. Mamma mia che occasione per gli Havana Club. E Yelo salva il risultato su quel destro chirurgico davvero da parte di Ghiotto. E ora Sorini. Pallone morbido adesso con la chiusura di Lotti. Nuovamente Despotovic che deve forzare i tempi, cerca il tiro, sulla traiettoria c'è Paolo Mondo, Kotterle, esce palla al piede per i suoi e trova un guizzo decisivo anche in chiusura difensiva. Oreficeria Stigliani per il terzo anno consecutivo conquista la Crese Veterani. Quanta fatica con gli Havana Club che erano 3-2 a 2 minuti dalla fine e hanno subito in 3 minuti la beffa atroce del pareggio e del sorpasso. Complimenti comunque, tanti complimenti anche a loro, anche se chiaramente è una magra consolazione.